50 years ago, on May 6, 1976, a powerful earthquake struck Fuli, devastating towns like Cimone del Fuli, Vinzone, and Osopa in seconds. Nearly 1,000 people died, and thousands more lost everything. Aftershocks in September brought further destruction from the ruins, Fuli rebuilt. Communities came together to restore their towns as they were, where they were, creating a lasting symbol of resilience. Ero nella mia cameretta che mi stavo preparando a un compito di ragioneria del giorno dopo, perché io mi sono diplomata proprio in quell'anno. Gli esami di maturità li abbiamo fatti nel 76, ma seppur in quella tragedia ci siamo diplomati e abbiamo fatto gli esami di Stato come ogni anno, come tutti i ragazzi di quell'epoca. E poi la sera stavamo cenando, con me c'era anche una zia che abitava un po' più lontano e a un certo punto abbiamo sentito proprio alle 9 di sera questa grandissima scossa e a tremare sotto i piedi, a tremare i vetri e un rumore che ce lo porteremo per tutta la vita. Fortunatamente noi siamo riusciti a uscire di casa e andare nei prati e tutta la mia famiglia si è salvata. La solidarietà di tutti, abbiamo anche ricostruito la casa di famiglia dove vive ancora mio fratello che ho visto un momento fa. Nowadays, the earthquake is remembered not only for its tragedy, but for the strength that followed.